Riprende oggi il campionato di seconda divisione Lega Pro. Il Bassano Virtus ospita tra le mura amiche il Sant'Arcangelo. Due formazioni che necessitano dei 3 punti per obiettivi diversi. Il Bassano cerca di avvicinarsi alle prime in classifica, mentre il Sant'Arcangelo ha invece bisogno di allontanarsi dalle zone brutte della classifica. Il Bassano riparte dopo la bellissima vittoria dell'ultima giornata di andata ottenuta a Milazzo grazie a un bel 5-2, mentre invece il Sant'Arcangelo riparte dal 2-2 ottenuto in casa con il Mantova. Nel Bassano ci sono alcune novità rispetto alla formazione che di solito il mister schiera in campo. Infatti schiera Furlan al posto di Proietti e mette in panchina Correa per problemi dovuti al rientro in Italia. Il classico 5-3-2 di Claudio Rastelli prevede Dario Toninelli con Shadi Cosè e Matteo Bertoli, sulle fasce Filippo Stevani e Federico Furlan, al centro Davide Carteri, Gianmarco Conti e Marcello Matteos, davanti Guerrino Gasparello e Cristian Longobardi. Il Sant'Arcangelo invece col 3-5-2 schiera Michele Nardi, Alessandro Fabbri, Giovanni Rossi, Luca Benedetti, Claudio Cola, Daniel Beccaro, Matteo Oliboni, Filippo Baldini, Valerio Anastasi, Dario Bazzi e Ivan Graziani. Dirige l'incontro Enrico Lazzari di Arezzo. Comincia subito forte il Bassano, al primo minuto è già gol. Cristian Longobardi insacca di testa una rimessa laterale di Marcello Matteos. Questo è il terzo sigillo stagionale per Cristian Longobardi, che segna il suo primo gol davanti al pubblico di casa. Al terzo minuto, grande occasione per il Sant'Arcangelo, Bazzi da punizione, calcia su Anastasi che di testa mette alto. Al quinto minuto, altra occasione a Sant'Arcangelo, Matteo Liboni entra in area, scarica un sinistro che Andrea Cano para a terra. Al settimo minuto Anastasi su bel servizio di Benedetti solo davanti a Cano spara fuori. 39esimo minuto, occasionissima anche per il Bassano, Cristian Longobardi cross in mezzo una palla che Conti deve solo calciare in porta ma Nardi para. Al settimo del secondo tempo, da una rimessa sempre di Matteos, Gasparello anticipa Nardi, la palla finisce fuori di poco. Al 43esimo è Toninelli ad avere la palla buona, spara bene di destra ma para Nardi. Dopo 4 minuti di recupero finisce Bassano-Sant'Arcangelo 1-0 per i virtusini grazie al gol realizzato da Cristian Longobardi. I virtusini mantengono il quarto posto in classifica ma recuperano 2 punti grazie al pareggio in vetta nel big match tra Savona e Pro Patria. Andiamo ora a sentire l'intervista dei protagonisti. Mister Filippo Masolini, oggi il Sant'Arcangelo esce sconfitto, però una partita che ha detto molto, una buona prestazione da parte vostra. Sì, secondo me, lo dicevo adesso al mio presidente, abbiamo fatto la migliore partita dell'anno, considerando anche i giocatori che avevo fuori, ne avevo tanti, e l'indisponibilità per un motivo o per l'altro di parecchi giocatori. Ma abbiamo giocato bene con una grossa dormita all'inizio della partita da parte dei miei difensori. Infatti abbiamo visto che ha dovuto rigenerare qualche giocatore, metterlo in ruolo che non era proprio il suo, proprio perché forse mancava qualche giocatore titolare. Sì, sia prima della partita che dopo, anche perché avevamo preparato la partita in maniera diversa, però Paolo Rossi, che doveva fare il trequartista, è rimasto in albergo che stava male e quindi ho cambiato modo di giocare, un po' costretto dagli under, diciamo, e un po' dai giocatori che avevo a disposizione. Nel primo tempo, grande lavoro delle vostre punte, Anastasia ha avuto un paio di occasioni buone che purtroppo non si sono realizzate. Sì, ma sono stati bravi non solo gli attaccanti, sono stati bravi tutti quanti, poi purtroppo c'è la giornata che magari storta e c'è anche il fatto che tanti giocatori, magari che i giovani sono il primo anno e che in qualche caso bisogna essere un po' più cattivi, però non posso dirgli sicuramente niente oggi, dal primo all'ultimo, da chi ha iniziato la partita e chi è entrato, hanno fatto una grande prestazione. Se dovessimo fare le pagelle oggi, probabilmente nei suoi non ci sarebbero insufficienze. Lei cosa pensa a livello personale e singolo? Ma no, io le pagelle non le faccio, io guardo quello che so che i miei ragazzi possono fare, quello che fanno e cercando di migliorare di partita in partita. A volte ci riusciamo, a volte giochiamo bene. Sicuramente è una squadra che non sta raccogliendo per quanto gioca. Però è anche vero, io gli ho fatto un esempio oggi di testa e di piedi, noi abbiamo il corpo bellissimo, ma nelle due aree ci manca qualcosa, sia nella nostra area che
nell'area avversaria, e questi sono limiti sui quali dobbiamo lavorare. Facciamo fatica, a volte quest'anno forse siamo anche un po' sfortunati. Anastasi credo che sia il quinto o sesto palo che prende. Abbiamo visto una classifica per voi ancora buona, ricordiamo vi mancano 2 partite da recuperare, quindi tutto sommato insomma una squadra che può fare molto bene da qui alla fine. Ma io arrivati a questo punto preferirei giocare male e vincere. Non l'ho mai detto perché ho allenato 3 anni giovani, ma preferirei giocare male e vincere. Mister Claudio Rastelli, era importante cominciare con i 3 punti, i 3 punti sono arrivati soffrendo, ma sono arrivati. Sì, non abbiamo fatto una partita bella sotto l'aspetto dell'estetismo, ma una partita fatta con il cuore, con la voglia, con il sacrificio. Questi punti valgono doppi anche in relazione alle assenze che avevamo, alle difficoltà fisiche di qualche giocatore che non ha potuto lavorare in settimana. Queste partite, se si vincono, valgono doppio. Sono punti importanti, sono 3 punti determinanti per il proseguo di quello che vogliamo fare. Non ci guardiamo tanto dietro, prendiamo i 3 punti e cominciamo a lavorare per la partita di domenica con Renate, che è un'altra partita difficile. Quanto conta il lavoro fatto in settimana sulla pesantezza che qualche giocatore aveva oggi sulle gambe? Ma tutte le squadre lavorano in questo periodo per cercare di mettere benzina nelle gambe per finire la stagione. Noi l'abbiamo fatto con intensità. Purtroppo l'aspetto della poca brillantezza è dovuto anche ai problemi di influenza che in questo momento stanno girando, alla mancanza di qualche giocatore che ci può dare anche brio, per cui sommate tutte queste cose ci hanno fatto fare una prestazione non buona, ma sotto l'aspetto della qualità, ma sicuramente buona sotto l'aspetto della quantità, della voglia, della determinazione di portare a casa 3 punti importanti anche in una situazione difficile come quella di oggi. Invece per quanto riguarda i giocatori, come diceva lei, che sono stati influenzati qualche giorno fa, ci hanno messo pure loro lo stesso il cuore e le gambe, alla fine insomma è andata bene pur avendo qualche giocatore sottotono insomma. Sì, ma quello che ho sempre detto io, questa squadra potrà giocare bene, potrà giocare male, dipenderà spesso anche dall'avversario, ma questa squadra darà sempre tutto quello che ha sotto l'aspetto fisico, di voglia, di determinazione, nessuno si tirerà mai indietro, perché la qualità che ci siamo imposti all'inizio dell'anno, quella di dare tutto per questa maglia e onorarla sempre fino in fondo. Qualche volta lo facciamo essendo anche belli, qualche volta lo facciamo anche non essendo belli, però diamo sempre tutto quello che abbiamo. Sappiamo che lei non guarda le classifiche, oggi Savona e Propate hanno pareggiato, quindi 2 punti recuperati in vetta, anche questo è un dato insomma, che conta. Ma se te vinci gli altri devono vincere come te per cercare di non perdere punti rispetto a noi. Noi sappiamo che ogni partita è difficile, domenica avremo uno scontro diretto con il Renate, lo andiamo a affrontare con la massima determinazione, con la consapevolezza che siamo una buona squadra, ma con la consapevolezza anche loro sono una buona squadra. Noi temiamo loro, ma sicuramente ce l'andremo a giocare come squadra che può far bene anche lì. Cristian Longobardi, al ritorno dalla pausa invernale hanno portato a vincere, è arrivata anche il tuo gol, quindi ciliegina sulla torta. Ci siamo fatti il regalo per la Befana, anche se in effetti devo dire non è stata la nostra miglior prestazione. Portiamo a casa 3 punti pesanti perché per la classifica vogliono dire tanto. Oggi Sant'Arcangelo è venuto qui, vi ha messo sotto pressione, è stata una bella partita sotto il punto di vista dello spettacolo. Il Bassano ha saputo mettere quello che mancava forse sotto la condizione fisica, nel senso tanti giocatori acciaccati, ci avete messo più cuore che altri insomma. Sì, abbiamo un po' faticato a trovare le contromisure su questo loro possesso palla esasperato, anche se settimana avevamo preparato la partita così. Il fatto, sai, quando si fa gol dopo un minuto di gioco, la partita poi prende sempre una piega un po' diversa da quella che è il disegno iniziale, quindi ci siamo un po' magari disuniti, anche se poi, come dici tu, dici bene, perché abbiamo lottato su ogni pallone fino alla fine, abbiamo portato a casa un risultato, ripeto, importantissimo. Tu finora hai fatto 3 gol, però in campo fai sempre tanto lavoro che forse è quello che poi serve di più alla squadra. Ma io intanto ne approfitto per salutare tutti perché questa è la mia ultima partita in giallorosso. Da martedì mi trasferisco a Sant'Arcangelo e Scusa, ma colgo l'occasione per dirlo a tutti. Trovo abbastanza, permettetemelo, abbastanza ridicolo che io in una settimana così delicata mi debba sentire arrivare a casa 3 o 4 telefonate di gente che mi chiede insomma che se da martedì io mi trasferisco. È
è una settimana delicata. Io sono abituato che la stampa locale dà una mano alla squadra cittadina. Qui mi sembra che si facciano delle questioni personali, insomma, l'ho trovato alquanto sgradevole. Io, guardate, vado avanti per la mia strada perché ho una fiducia da parte dell'allenatore che, insomma, lo posso solo ringraziare, e a me basta quella e quella dei miei compagni, poi per il resto vado avanti per la mia strada. Però è sgradevole perché oggi parliamo così, che la partita è andata in questo modo. Se il Sant'Arcangelo fosse venuto qui e Longobardi sbagliava un rigore o si perdeva 3-0, avremmo detto altre cose, ed è brutto alimentare cose di questo genere. Quindi, insomma, io deciderò io quando sarà il momento di andare via di qua, o voglio andare via a modo mio, ecco, lasciando un segno importante. Tranquillizziamo i telespettatori, questo era solo uno scherzo, possiamo dire che Longobardi potrebbe portare il Bassano, alla promozione diretta a questo punto. No, io sto qui fino, ripeto, voglio deciderlo io quando è il momento di andare via, e la famiglia farà sacrifici almeno fino a giugno. Marcello Matteos, se l'influenza ti rende così vigoroso in campo, meglio averlo tutte le settimane. Sì, no, sono stato male in settimana, ma stavo già meglio, anche se no il mister mi mandava in tribuna oggi, allora gli ho detto che stavo bene. No, è stata una bella partita da parte di tutta la squadra, sofferta, ci mancavano giocatori importanti, lo sapevamo, abbiamo improntato la partita in maniera differente, sulla cattiveria e sulla motivazione che ti porta a fare il risultato come siamo riusciti a fare. Sant'Arcangelo ha fatto una gran bella partita, vi aspettavate un Sant'Arcangelo così, in questo modo? Sì, assolutamente, perché anche l'andata ci aveva messo in difficoltà, aveva fatto un buon calcio, loro hanno dei buoni giocatori, e siamo riusciti a limitare un po' le situazioni. Il nostro vantaggio iniziale ha portato la squadra a abbassarsi leggermente, e quindi probabilmente da fuori è sembrata una squadra più in difficoltà del solito la nostra, ma noi in campo abbiamo tenuto bene le distanze e siamo riusciti a portare a casa 3 punti molto importanti. Sì, tra l'altro questa è la ripresa del campionato, quindi valiera doppia, forse anche per il fatto che in settimana si è lavorato molto, era un po' un terno al lotto questa partita. Sì, le partite dopo le soste sono sempre molto pericolose, e secondo me l'abbiamo affrontata con la mentalità giusta, soffrendo nella maniera giusta tutti insieme, e come detto prima questa vittoria è veramente importante. Perfetto, tra l'altro negli altri campi, non so se hai sentito i risultati, Savona e Propati hanno pareggiato 0-0, quindi 2 punti guadagnati in vetta, anche questo è un dato importante. Sì, è sicuramente un dato importante, ma abbiamo visto che le altre corrono e noi dobbiamo stare lì dietro e non perdere terreno.